Eder. Mech. Pallister. Tatiana Tramacer è tornata a casa, viva e in buone condizioni, ma il giallo di Nardò non si chiude con un semplice lieto fine. Da qui in avanti inizia la parte più scomoda della storia, quella che riguarda responsabilità, conseguenze e soprattutto il ruolo devastante che può avere la fame di visibilità sui social nella vita reale delle persone. Tatiana, 27 anni, studentessa di psicologia, era tutt'altro che sconosciuta prima della sua scomparsa. Gestiva almeno una pagina molto seguita, Parole in Evoluzione, con quasi 60.000 follower, dove pubblicava poesie, riflessioni personali, contenuti legati al benessere emotivo, al lavoro, alla crescita interiore. Un profilo di lifestyle e introspezione, ma pur sempre un profilo ad alto impatto, con un pubblico fidelizzato che nel mondo di oggi può significare anche opportunità economiche concrete. Dietro la facciata della scomparsa c'è quindi una domanda inevitabile. Quanto ha pesato in questa vicenda il desiderio di aumentare i numeri sui social e di costruirsi, magari insieme a Dragos, una vita più agiata sfruttando l'onda mediatica? La cronologia è essenziale. L'ultimo contatto con Tatiana risale al 24 novembre. La famiglia, non riuscendo più a rintracciarla, denuncia la scomparsa 4 giorni dopo. Scatta la macchina delle ricerche. Carabinieri, vigili del fuoco, volontari, protezione civile, campagne e campagne battute palmo a palmo, un garage e un appartamento legati alla rete di conoscenze della ragazza controllati, telecamere acquisite, celle telefoniche analizzate. La prefettura attiva un tavolo di coordinamento, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Un passaggio tecnico ma fondamentale per poter disporre sequestri e accertamenti, come quello sul cellulare dell'amico di Tatiana, Dragos Ioan Gheormescu. Fin dalle prime ore Dragos diventa il perno dell'inchiesta e del racconto mediatico. È lui l'ultimo ad aver visto Tatiana, è lui che racconta la storia dei biglietti per Brescia, dove la ragazza avrebbe voluto andare per provare a riallacciare i rapporti con l'ex fidanzato Mino. È lui che appare in televisione, intervistato da una trasmissione di cronaca, e che rivela in diretta che il suo cellulare è stato sequestrato dagli inquirenti. La famiglia di Tatiana, intanto, conferma il quadro della giovane donna in crisi, provata dalla rottura sentimentale ma intenzionata a costruire un ponte verso il suo passato affettivo. Nel frattempo la tensione cresce. Nardò si ritrova al centro dei notiziari nazionali. Sui social si moltiplicano i post, gli appelli, le teorie. Si parla di possibili scenari tragici, di un ennesimo femminicidio, di responsabilità maschili, di relazioni tossiche. Il nome di Dragos comincia a circolare come possibile protagonista in negativo della vicenda. La procura, per poter approfondire ogni pista, lo iscrive nel registro degli indagati nell'ipotesi di istigazione al suicidio, mentre gli specialisti del RIS e gli investigatori passano al setaccio ogni centimetro utile. La svolta arriva la sera del 4 dicembre. Dragos si trova in caserma, ascoltato da ore dai carabinieri. Nel frattempo i militari entrano nel suo stabile per una perquisizione. Fuori dall'abitazione si raduna una folla inferocita, convinta che il trentenne abbia ucciso la ragazza e che i carabinieri stiano per trovare un cadavere. L'atmosfera è da tribunale di strada, con urla e sospetti che rimbalzano tra portoni e balconi. In pochi minuti si passa dal rischio di linciaggio mediatico e non solo alla notizia che spiazza tutti. Tatiana è viva e viene trovata nascosta in una mansarda, in buone condizioni di salute. Portata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per gli accertamenti, trascorre lì le prime ore dopo il ritrovamento. Poi, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, rientra finalmente nella casa di famiglia. Il padre parla commosso di un regalo di Natale anticipato. Il fratello Vladimir racconta l'abbraccio con la sorella, la descrive come spaventata e confusa e sottolinea che per ora avrà bisogno di tempo per riprendersi e per trovare il modo e il momento di spiegare la propria versione. La versione la fornisce intanto Dragos, ascoltato dai carabinieri prima e dopo la scoperta della mansarda. L'uomo riferisce che sarebbe stata Tatiana a organizzare tutto, a chiedergli di aiutarla perché lo riteneva l'unico di cui potesse fidarsi. Dice che gli avrebbe confidato di essere giù di morale e di sentire il bisogno di isolarsi dal mondo per qualche giorno. Racconta che lei intendeva restare nascosta ancora un po' e poi tornare a casa. A suo dire, quei giorni insieme in quella mansarda sarebbero stati sereni
e non ci sarebbe stata alcuna costrizione. Questa ricostruzione, secondo quanto Trapela, trova una sostanziale conferma anche nelle parole di Tatiana dopo i controlli in ospedale. La giovane avrebbe ammesso che allontanarsi per qualche giorno è stata una sua scelta volontaria, senza sequestri e senza violenze. Secondo indiscrezioni, avrebbe spiegato agli inquirenti di aver sentito il bisogno di staccare da tutto e da tutti e di aver trovato in Dragos un punto di riferimento disposto a darle ospitalità e a sostenerla. A questo punto la prospettiva penale si ribalta. Non si tratta più di capire chi abbia fatto del male a Tatiana, ma che cosa hanno fatto lei e Dragos negli ultimi 10 giorni e se nelle loro azioni e dichiarazioni si nascondano reati. La Procura di Lecce rende noto che entrambi saranno indagati per consentire un accertamento pieno di eventuali responsabilità, in particolare rispetto all'ipotesi di procurato allarme e in secondo piano alla possibile simulazione di reato. Qui entra in gioco la parte giuridica. Sulla vicenda di Tatiana, in base agli elementi finora resi noti, sembra che corra molti più rischi sul piano penale Dragos rispetto alla ragazza, soprattutto se emergesse che nei giorni scorsi abbia fornito agli inquirenti dichiarazioni false o gravemente reticenti. Per Tatiana, invece, è molto difficile dimostrare una vera e propria simulazione di reato. Non risulta che abbia mai presentato una denuncia falsa o messo in scena un finto delitto. Al massimo potrebbe essere presa in considerazione la contravvenzione di procurato allarme, se venisse ritenuto che il suo comportamento abbia indotto le autorità a mobilitarsi per un pericolo inesistente. Il procurato allarme, però, nel codice penale è una fattispecie meno grave rispetto ai delitti. Si tratta di una contravvenzione che prevede un'ammenda tra 10 e 516 euro. In caso di condanna, il reato si estinguerebbe con il pagamento della sanzione e non verrebbe neppure riportato nel casellario giudiziale, quindi senza conseguenze pesanti sulla fedina penale. Per contestare questa norma bisognerebbe però dimostrare un dolo specifico, cioè la volontà di provocare un intervento immotivato delle autorità, cosa non semplice se la ragazza si è limitata a rendersi irreperibile senza mai comunicare nulla. Discorso diverso per Dragos. Se dalle sue dichiarazioni ai carabinieri dovesse emergere che ha mentito, omesso elementi fondamentali o addirittura depistato le indagini, il quadro potrebbe farsi molto più serio. Eventuali false informazioni rese alla polizia giudiziaria, se dimostrate, avrebbero un peso ben diverso da un semplice allontanamento volontario. Gli inquirenti cercheranno di capire se il trentenne abbia raccontato sempre la stessa versione, se abbia nascosto il fatto che Tatiana si trovasse in casa sua, se abbia dato indicazioni fuorvianti sapendo bene dove fosse la ragazza mentre la macchina delle ricerche lavorava giorno e notte. Su tutto questo si innesta la questione centrale che cambia il senso della storia, la dimensione sociale. Tatiana non era solo una giovane in crisi sentimentale, era anche un personaggio pubblico, seppur di nicchia, con decine di migliaia di follower. Un seguito che nel mondo dell'influencing e dei contenuti digitali può trasformarsi in numeri, collaborazioni, visibilità e, in prospettiva, denaro. Quando una figura con questa esposizione scompare, il meccanismo che si attiva è potentissimo. La sua pagina e le sue parole tornano virali, i media raccontano la sua biografia, gli utenti corrono a curiosare sul profilo, si moltiplicano le condivisioni. Più la vicenda viene percepita come drammatica, più l'attenzione cresce. È in questo contesto che si fa strada l'idea che, dietro l'allontanamento, possa esserci anche la tentazione di sfruttare l'enorme attenzione mediatica per aumentare i follower, consolidare il proprio brand personale e, di riflesso, costruire per sé e per Dragos una vita economicamente migliore. Non si tratta di affermare come verità assoluta che il piano fosse questo, ma di notare che il risultato concreto è stato proprio questo, una gigantesca esposizione mediatica. In pochi giorni Tatiana e Dragos sono passati dall'anonimato relativo di un centro del Salento alla ribalta delle testate nazionali. Gli hashtag hanno fatto il giro delle bacheche, la storia è stata discussa nei talk, le foto di Tatiana sono rimbalzate ovunque. Una montagna di visibilità che, in un mondo in cui la notorietà online è sempre più facilmente monetizzabile, non può essere considerata un effetto neutro. Se davvero, come dichiara Dragos, è stata Tatiana a organizzare tutto, chiedendogli aiuto perché lo riteneva l'unico affidabile, la domanda diventa ancora più diretta.
Due persone che vivono una situazione di disagio emotivo possono aver incrociato, più o meno consapevolmente, la speranza che da questa sparizione potesse nascere anche una nuova opportunità. Più pubblico, più attenzione, più potenziali entrate, un futuro differente rispetto a quello che stavano vivendo prima. Una specie di salto nel vuoto mediatico, nella speranza di atterrare su una platea più numerosa e quindi su una vita economicamente migliore, condivisa. In mezzo a tutto questo resta la città che ha temuto il peggio, le forze dell'ordine che si sono mobilitate, la famiglia che ha vissuto giorni di angoscia, l'opinione pubblica che si è preparata all'ennesima storia di violenza sulle donne. È a queste persone che bisogna guardare quando si valuta l'impatto di una scelta come quella di sparire senza spiegazioni, mentre tutti pensano che tu sia in pericolo di vita. Qui entra in gioco anche la responsabilità del pubblico. Continuare a premiare con like, commenti entusiasti e nuove iscrizioni chi ha alimentato, anche solo indirettamente, una macchina dell'ansia collettiva rischia di creare un precedente pericoloso. Il messaggio implicito sarebbe chiaro. Se sparisci nel nulla e scateni un caso nazionale, al tuo ritorno potresti ritrovarti più famosa di prima, con più follower, più richieste di interviste, più possibilità di trasformare la tua storia in prodotto narrativo e quindi in reddito. La vicenda di Tatiana Tramacere, al di là degli esiti giudiziari, pone quindi almeno 3 livelli di riflessione. Il primo è giuridico e riguarda la corretta applicazione di norme come il procurato allarme, l'eventuale simulazione di reato e la valutazione di possibili false dichiarazioni. Il secondo è etico e riguarda la scelta discutibile e dolorosa per chi le stava vicino di sparire lasciando credere al peggio mentre si era al sicuro con un amico. Il terzo è sociale ed economico e riguarda il modo in cui i social premiano questo tipo di dinamiche, offrendo una ricompensa in termini di visibilità a chi riesce a trasformare una crisi personale in una narrazione di massa. Ora la parola passa alla magistratura, che dovrà stabilire se Tatiana e Dragos abbiano commesso reati o se si siano solo assunti una gravissima responsabilità morale davanti a una comunità intera. Ma la responsabilità più grande, come sempre, è anche di chi alimenta il sistema dall'esterno, con ogni nuovo click e con ogni nuovo follow regalato a chi appare al centro del ciclone. Se davvero dietro questa vicenda c'era anche il sogno di aumentare i follower e di costruire una vita economicamente migliore da dividere in due, l'unico modo per impedire che qualcuno ci riprovi in futuro è togliere proprio ciò che hanno cercato di ottenere. Questa notte, presso il comando dei Carabinieri di Lecce, ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze e anche di natura pubblica derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. E da parte mia ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita. Profondamente rammaricato e anche alla luce della giornata di ieri e dell'intervento degli organi di polizia, chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell'Arma intervenuti, ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò e in particolare alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimora. Tutto quello che c'era da dire l'ho già detto a chi di competenza e quindi saranno il loro compito andare avanti e chiedermi ulteriori dettagli. Dopo Katia Motta, anche Sonia mi conferma che anche a lei ho raccontato come vedevo la scomparsa di Tatiana, cioè una grande mossa mediatica per farsi un po' di pubblicità e che lei probabilmente fosse viva da qualche parte. I biglietti per Brescia erano un diversivo per indirizzare le ricerche anche fuori dal piccolo distretto di Nardò. In questo modo bisognava cercarla sui treni, bisognava cercarla in Lombardia, nelle stazioni di cambio e il mistero si alimentava. Probabilmente lo scopo era quello a un certo punto di lasciare quella soffitta e nascondersi da qualche parte e farsi ritrovare in condizioni non certo ottimali, simulando probabilmente qualche graffio di essere tutta sporca, insomma qualche modo per far credere di aver sofferto una prigionia da parte di qualcuno che poi improvvisamente si era allontanato, oppure sarebbe arrivata una chiamata a indirizzare le ricerche in un posto specifico. Tra l'altro la notizia della sua morte circolata alle 19:30 alimenta anche questa un mistero. Come mai è uscita questa notizia e da parte di chi? Perché c'era addirittura un luogo preciso in cui il corpo sarebbe stato ritrovato, come potete vedere dal video che ho pubblicato ieri alle 19:30. Anche qua viene da pensare che fosse una mossa per incrementare il rumore mediatico.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.